Eccoci qua, ben ritrovati amici di TV12, nuova puntata, nuovo appuntamento con 30 minuti SPI e anche oggi, come in tutte le nostre puntate, andremo a toccare tematiche che sono fondamentali per conoscere un pochino qual è la situazione di questi argomenti che trattiamo. Io adesso subito andrò a presentare i miei ospiti, ma vi anticipo che oggi parleremo dell'attività dello sportello previdenziale, in particolare una delle tematiche più importanti è proprio quella che riguarda i diritti inespressi. Ce n'è più di uno, oggi ovviamente entreremo nel dettaglio di alcuni di questi, uno su tutti, integrazione al trattamento minimo. Questo è un po' il macro argomento di quello che sarà ovviamente argomento di discussione nella puntata di oggi. Allora subito, senza perdere ulteriore tempo, perché il tempo è denaro, vado a presentare Natalino Giacomini, segretario regionale SPI, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E Fabiola Cozzi, operatrice dello sportello previdenziale dello SPI di Udine. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, io l'argomento, segretario Giacomini, l'ho già lanciato. Adesso però voi me lo dovete spiegare meglio che cosa si intende per appunto i diritti inespressi, integrazione al trattamento minimo e quant'altro. Quindi io le faccio subito cominciare. Sì, allora intanto vale la pena, come diceva lei, insomma, non è l'unica attività che noi facciamo, però una delle più importanti, più che come dire, si esplicita proprio per il rapporto che noi riusciamo a recuperare, a tenere con la gente, ed è un'attività di tutela individuale che ci caratterizza sul territorio, appunto lo sportello previdenziale. Ma quello che di fatto in questa attività emerge, perché si effettuano con questo sportello controlli e verifiche sui redditi familiari, sulle pensioni, insomma, su qualsiasi aspetto che riguardi la previdenza, sono proprio i diritti inespressi. Diritti inespressi vengono chiamati così, ma insomma poi spieghiamo come sono prestazioni che vanno ad aumentare, ad implementare l'importo pensionistico o ad integrarlo con altri riconoscimenti economici che molte persone, molti pensionati, molte pensionate che magari hanno questi diritti, vanno verificati, non sanno di poterli ottenere. Cosa significa appunto, certo, cosa sono i diritti inespressi? Si tratta di fatto di prestazioni previdenziali o assistenziali che questo è un passaggio molto importante, che non vengono riconosciute automaticamente. A fronte del fatto che io ho quei requisiti che mi darebbero, non mi viene riconosciuto automaticamente, a meno che, attraverso questa verifica, io non faccia domanda effettiva all'INPS per poter ottenere quel diritto. Quindi se io non lo chiedo, cavoli miei. Non mi viene. Io per 20 anni posso avere avuto una situazione pensionistica, di reddito pensionistico o di ISEE, che mi davano la possibilità di ottenere, se non l'ho chiesto io non l'ho ottenuto. Quindi bisogna chiederlo. E allora l'importanza, come dire, anche di informazione che noi stiamo dando è anche se non si è sicuri, verificatelo. Rivolgetevi alle sedi sindacali. Quali sono, diciamo così, io faccio un elenco adesso in modo che si capisca di che cosa stiamo parlando. Quali sono i diritti inespressi? Sono, come diceva lei, integrazione al trattamento minimo. Io ho una pensione più bassa al trattamento minimo, posso raggiungerla. La maggiorazione sociale, che è un aumento della pensione per redditi bassi o soggetti disabili. Assegno sociale, ex pensione sociale, un assegno, ho il diritto, lo devo poter ottenere se ne ho i requisiti ovviamente. Assegno di inclusione è un sostegno anche qui economico rivolto ai nuclei familiari con disabili o persone con almeno 60 anni che viene riconosciuto anche questo attraverso alcuni requisiti. Importo aggiuntivo alla tredicesima. La tredicesima viene riconosciuta di default, di diritto. Però l'importo aggiuntivo no, ne hai diritto, lo devi richiedere, se no non ti viene riconosciuto. Cos'è l'importo aggiuntivo sulla tredicesima, per chi lo spieghiamo? L'importo aggiuntivo è, tu sei in una situazione previdenziale pensionistica che ti dà come requisito la possibilità di avere la tredicesima. Ok, ti viene dato. A posto.
Se però hai altri requisiti, che possono essere l'ISEE, che possono essere, come dire, il reddito familiare, il nucleo familiare, di un certo tipo, ti viene riconosciuto un quid in più. Quindi l'importo aggiuntivo, che non è uguale per tutti e che ha una sua articolazione. La 14ª, che non si chiama così burocraticamente, si dice somma aggiuntiva, che va appunto ad integrare la 13ª, e anche questa va richiesta, se non la richiedi non ti viene riconosciuta. Ultimo, che sembra una cosa che per i pensionati, assegno familiare monoparentale. Anche i pensionati possono avere questa possibilità, si chiamano appunto in questo modo. Poi, sulla base di alcuni esempi che noi faremo, la mia collega, molto preparata, cercherà di spiegare almeno un paio di questi per far intuire e far capire l'importanza di questi diritti inespressi nel poterli ottenere. Dove ci si rivolge? Ecco, io posso dire solo, sono 47 le sedi in tutta la regione, non 2, non 3, 47 sedi che hanno lo sportello sociale, e gli orari, i recapiti, gli indirizzi possono essere, come dire, recuperati dal indirizzo che viene... Adesso vediamo anche nella slide. Sul sito praticamente. Sul sito appunto diritti, basta cliccare il sito con l'aggiunta diritti inespressi e lì vengono indicate le sedi. www.spicgl.fvg.it/diritti-inespressi e di nuovo slash. Bravissimo. Ci siamo, precisi. Precisi, grazie. Quindi 47 sedi in tutta la regione. Qual è la provincia che ne ha di più? No, così, abbiamo una suddivisione. Beh, allora, quella che ne ha di più sicuramente è Udine, perché 134 comuni, la provincia più grande. Spesa, sì. Adesso io non le so dire, l'importante è che si sappia la dimensione generale, però Udine è ben dotata perché è un territorio molto ampio, ma Trieste stesso, essendo un piccolo territorio, ha tantissime sedi. Io non vorrei sbagliarmi, ma potrebbe averne addirittura oltre una decina di sedi. Trieste, che sappiamo, siamo ben organizzati dappertutto, Pordenone, Gorizia, in tutte le province abbiamo questa, come dire, questa presenza. Noi cogliamo l'occasione oggi anche per dare un'informazione, poi alla fine si capirà perché, un'informazione come dire, importante, ovvero a livello regionale, quindi non nazionale, la Regione ha riconosciuto ormai da due anni, ed l'accordo che abbiamo fatto con l'assessore Rosolin era per 3 anni, 24-26, per i primi 2 anni un importo annuo di 350 euro che va assegnato ai pensionati che hanno alcuni requisiti, quali non è che può essere residente in regione, va bene, essere titolari di una pensione erogata dall'INPS, insomma, di invalidità o vecchiaia o superstiti o pensione sociale o addirittura assegno sociale o pensione di inabilità per invalidi civili, quindi una lunga lista di come dire, pensioni come vengono erogate dall'INPS, il cui importo sia inferiore al trattamento minimo. Per il 2026, cito quello attuale, è di 611,85 euro. Un pensionato che ha meno di questo importo pensionistico in tutte le versioni, mi permetto di dire, se poi si aggiunge il criterio che non supera i 15.000 euro di ISEE, suo ISEE, quel pensionato, quella pensionata ha diritto ai 350 euro. Non è tanta cosa, però, ma siamo in una situazione di povertà, anche questi. 350 euro che diventano 4,50 per il 2026. Siamo riusciti a concordare con la Rosolin a livello di sindacati pensionati unitariamente il fatto che si innalzi a 450 euro. La cosa per cui noi oggi abbiamo colto l'occasione per, come dire, informare i pensionati e le pensionate è: nel momento in cui un pensionato fa l'ISEE, automaticamente l'INPS lo legge ed eroga, non occorre far domanda. Il problema è che molti pensionati non fanno l'ISEE, non vanno a richiederlo.
Certo. sia per i diritti inespressi, ma anche soprattutto per questo. E mi permetto di dire che nei primi 2 anni, su una platea, non dico tanto a Spagna, abbastanza precisa, di 45.000 pensionati in Friuli Venezia Giulia, che hanno una pensione che sta al di sotto, poi bisogna aggiungere il criterio ovviamente dell'ISEE, perché io posso avere una pensione bassa ma un ISEE altissimo, quindi Sì, però chiaro, 45.000, nel 2024 lo hanno percepito in 12.400, 92 pensionati, mentre nel 2025 siamo arrivati a 14.630, ma siamo ancora bassi, e dei 30 milioni, 15 per il 24 e 15 per il 25, messi a disposizione dalla Regione, sono stati per queste persone utilizzati 9 milioni e mezzo. Che fine fanno gli altri 20? Se non vengono spesi, vengono accantonati. Noi per questo siamo andati in quest'anno unitariamente dalla Rosa e abbiamo detto, posto che non riusciamo a spenderli, perché dobbiamo fare maggiore informazione, aumentiamo, passiamo da 3,50 a 4,50 e questo è stato possibile. Vedremo, ma questa è una notizia che poi avrà il suo corso, è probabile che se riusciremo a procrastinare per altri 3 anni questa possibilità, noi chiederemo che i 15.000 euro di ISEE possano essere spostati a 18-20, in modo da allargare la platea, però sappiamo che questo tipo di informazione la vogliamo dare perché molte persone non sanno di questa cosa. Andate a fare l'ISEE dai CAF sulla base di un requisito che è subito acquisibile, sotto i 611 euro, e verificato l'ISEE, possono arrivare automaticamente, pagati dall'INPS, queste risorse. E questo tipo di attività che, come dire, qualifica il rapporto che lo SPI deve avere, non in quanto riconoscimento dello SPI, ma in quanto diritto che un pensionato, una famiglia o una pensionata deve poter conoscere, anche se siamo quasi certi che non c'è, andate a verificare, perché nello sportello previdenziale tentiamo anche di fare dei controlli e quando facciamo i controlli sulle pensioni attraverso dati ufficiali, non è che ce li inventiamo, dati ufficiali attraverso il portale INPS, noi siamo in grado di dire guarda che quella pensione deve essere ricollocata, ridefinita, perché l'INPS ha introdotto nel frattempo certe situazioni, certe normative, oppure la tua pensione è errata, perché anche l'INPS può sbagliare. Quindi facciamo questi tipi di controlli che non sono controlli indifferenti e diamo una risposta concreta ed effettiva ai pensionati. Stiamo parlando di gente che vive con 600-700. Sono 100.000 i pensionati in Friuli Venezia Giulia, 103, che vivono con una pensione sotto i 1.000 euro. Quindi fa capire abbastanza cose. Fa capire un attimo quella che è la situazione e l'importanza anche dell'utilizzo di quelli che sono tutti i diritti che noi possiamo in qualche maniera ottenere ed avere per agevolare la qualità della vita del pensionato. Posto che c'è in termini di normativa, è bene ovviamente che lo si chieda e che lo si faccia valere quel diritto. Io direi la sua parte per ora è conclusa, è stato assolutamente nei tempi, quindi adesso proseguiamo con ovviamente il discorso di Fabiola Cozzi, che come dicevamo prima è un'operatrice dello sportello previdenziale dello SPI di Udine, quindi proprio sul campo lei ci lavora e quindi prego ci racconti di cosa parliamo. Partiamo proprio dall'integrazione al trattamento minimo, no? Mi sembra di capire. Allora, l'integrazione al trattamento minimo, premesso che il trattamento minimo sono 611,85 al mese, più un incremento transitorio dell'1,3% che lo porta a 6,1980 e qualora la pensione della persona sia inferiore a questo importo ha diritto a questa integrazione. Devono essere però delle pensioni da lavoro che devono essere liquidate col sistema retributivo o misto e devono avere almeno un versamento di una settimana contributiva prima del 1996.
E i limiti di reddito sono, per l'integrazione piena, sono 7.954,04 euro annuali. E per un'integrazione parziale si va da 7.954,05 a 15.908,010. Qualora il reddito sia superiore a 15.908,10 non spetta alcuna integrazione. Si può avere un'integrazione totale oppure parziale, come dicevo. Facciamo un piccolo esempio. Se la persona percepisce 500 euro al mese di pensione, per arrivare a 611,85 avrà un'integrazione mensile di 111,85. Qualora invece il reddito del 2026 da pensione sia 8.500 euro, avrà un'integrazione parziale e quindi non avrà la piena integrazione di 111,85, perché il suo importo sarà mensile non 500 euro come abbiamo detto, ma sarà 545,95, per Certo. cui l'integrazione sarà parziale. In questo caso bisogna anche considerare però il reddito coniugale, qualora la persona fosse coniugata. E in questo caso l'integrazione piena spetta se il reddito coniugale è di 23.862,15, significa la somma della pensione percepita dalla persona che si deve fare il calcolo più la pensione percepita dal coniuge. È parziale nel caso in cui la somma di questi due redditi sia 31.816,20. Certo, questo è quindi tutto quello per quanto riguarda. Sì, esatto. Però ovviamente ci sono anche altre tematiche da andare a toccare. Sì, dicevamo la 14ª. Anche qui, anche per la 14ª servono dei requisiti. Età pari o superiore a 64 anni. Limiti di reddito. Personale, solo personale in questo caso, che può essere fino a 11.931,08, che mi dà diritto a una 14ª piena, diciamo, l'importo massimo che ho in base all'età contributiva ed è divisa in fasce, diciamo. La prima fascia che va, se io ho fino a 15 anni di contribuzione, da 15 a 18 mi spettano 437 euro. Nella seconda fascia, da 15 a 25 e da 18 a 28, mi spettano 546 euro. Nella terza fascia, oltre i 25 anni di contribuzione e terza fascia oltre i 28, 6,55 euro. Diciamo che i primi importi che ho detto riguardano le pensioni diretta proveniente da un lavoro dipendente, pubblico o privato. E l'altro importo, le altre fasce invece indicano una pensione proveniente dal lavoro autonomo, Ok. per la quale chiaramente ci vogliono più anni di contribuzione. Okay. Quindi un conto è sì, autonomo e un conto è da dipendente. sì, per l'autonomo ci vogliono più anni di contribuzione. Poi Mi ho fatto perdere il filo. Sì. Mi ho fatto perdere. Intanto che lo recupera, se vuole aggiungere qualcosa, Giacomini. Sì, no, è importante ovviamente quando parliamo di questi diritti inespressi come la 14ª, avere così come informazione, insomma, che non si può acquisire totalmente, registrare nella testa di ognuno, ma avere un'indicazione perché quello
ci permetta di andare a verificare a casa propria se vale la pena rivolgersi a qualcuno. Noi diciamo lo SPI al nostro ovviamente sportello, e abbiamo dato queste indicazioni e queste fasce in modo tale da capire o da intuire in maniera concreta qual è cosa significa avere diritto alla 14ª? Significa avere 437, 546 o 655 euro in più rispetto a un re, a seconda ovviamente delle fasce, perché è questo che ci permette come dire, di individuare e di fare in modo che la gente si attivi per una verifica al suo interno prima, e poi anche per una verifica anche se siamo lontani da qualsiasi tipo di, come dire, di acquisizione personale di quel diritto, andiamo a verificarlo. Perché guardate, abbiamo avuto moltissimi casi, sono venuto qui per caso perché so che non, e invece quella non aveva diritto a quello che pensava, ma visto che c'è una lista abbastanza lunga di questi diritti inespressi. E ripeto, non facciamogli un favore né all'INPS né allo Stato, se c'è prendiamocelo. E io questo penso sia una cosa importante che non vada tralasciata. Allora, assolutamente. Per Prego. la 14ª, prima avevo parlato di un reddito fino a 11.931,08, però possiamo avere un importo ridotto anche se il nostro reddito arriva fino a 15.908,10. Anche qui chiaramente c'è la prima fascia di lavoro dipendente pubblico e privato, bastano 15 anni di contributi, e nell'altra fascia invece lavoro autonomo ne servono 18 ed ho un importo di 336. Nella fascia fra 15 e 25 di lavoro dipendente pubblico e privato e autonomo da 18 a 28 anni di contributi ne ho 400, mi spetta 420 euro. Nella terza fascia, oltre i 25 anni di contributi per lavoro pubblico e privato e 28 per lavoro autonomo, sono 504 euro che vengono pagati di solito nel mese di luglio, questi importi. Ok. Poi abbiamo l'assegno al nucleo familiare. L'assegno al nucleo familiare spetta anche ai pensionati. Qualora io, proprio essendo allo sportello, mi sono accorta che questi assegni spesso non vengono richiesti. Intanto bisogna domandarli, perché altrimenti l'INPS non riesce a capire la situazione, perché diciamo se una persona gode di pensione di reversibilità del coniuge e quando ha fatto la domanda di reversibilità non aveva un'invalidità, però gli è subentrata negli anni e ora ha un'invalidità del 100% riconosciuta dall'INPS, può fare domanda per sé dell'assegno familiare, e questi assegni familiari hanno un limite di reddito abbastanza alto. Pensate che con 33.540,41 euro di reddito annuale una persona può prendere 52,91 euro mensili di assegno per se stessa, e quindi può essere un aiuto soprattutto per le persone magari che hanno questa invalidità e sono anche in casa di riposo. Un requisito molto importante è quello di fare il modello RED ogni anno, perché bisogna dichiarare all'INPS quali sono i propri redditi appunto per mantenere questo diritto. Perfetto. Come vogliamo concludere il tutto, visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione? Oggi siete stati perfetti nei tempi. Posso parlare dell'esenzione al ticket, che è una cosa abbastanza facile? Prego, allora, così spieghiamo che cos'è. L'esenzione al ticket esiste un'esenzione per patologia e un'esenzione che invece che ha un codice 01 che si può avere in base al reddito. Bisogna avere un'età
o inferiore a 6 anni o superiore a 65 e un reddito che non deve essere superiore a 36.151,98. Si può in autonomia andare nello sportello Sesamo col CIE o con lo SPID e si riesce ad applicare questa esenzione. Oppure bisogna andare all'ASL, rivolgersi all'ASL e chiederla. Bene, perfetto. Natalino Giacomini, a lei l'onere di chiudere. Sì, no, questo per dire, avremmo potuto ovviamente, ma poi riempiamo la testa di numeri, ma spiegare altre situazioni specifiche, concrete, di diritti inespressi o di diritti sono quelle non... che abbiamo elencato anche prima, Ecco. c'è anche la slide, no? Che noi abbiamo parlato dell'integrazione al trattamento minimo, e però non solo, abbiamo parlato della 14ª, però ce ne sono altre che possiamo vedere in elenco. Sì, sì, ce ne sono. Assegno sociale, assegno di inclusione. Ce ne sono altre, sì, la 13ª stessa. Sì. Tra l'altro la 13ª è una di quelle, come dire, riconoscimenti strutturali all'interno del sistema pensionistico, per chi ne ha diritto, che noi è da anni che chiediamo possa essere aumentata dal punto di vista complessivo, una richiesta che abbiamo avanzata ormai da molti anni e vorremmo riuscire ad arrivare. Ma per dire, guardate che non solo l'attività che viene svolta a livello di sportello previdenziale permette al cittadino, al pensionato, di potersi vedere riconosciuto un diritto che non sapeva, che non conosceva, ma ci dà la dimensione di quella che è l'attività tradotta poi in come dire, attività sindacale, politico-sindacale, noi dobbiamo attivare per migliorare la situazione delle pensioni. Ne abbiamo parlato altre volte, la questione di una rivalutazione, di una perequazione delle pensioni sulla base dell'inflazione è ad esempio una di quelle richieste che ci vengono avanzate da chi allo sportello si rivolge. Per cui quello che possiamo dire è un impegno da parte nostra, da parte dello SPI, ad una tutela, così si chiama, individuale, perché personalizzata rispetto a quella che è la condizione di reddito familiare o di reddito individuale, per farsi riconoscere dei diritti, ma anche per recuperare una dimensione che sappiamo essere grave rispetto a una condizione di vita riferita al reddito da parte dei pensionati. L'impegno ovviamente è questo, e sulla base di questo impegno, certo da pensionati, da ex lavoratori, io mi sento di rivolgere a tutti i telespettatori che ascoltano la trasmissione, che ci ascoltano, per domani un buon 1° maggio, una buona festa del lavoro e dei lavoratori. Assolutamente. Beh, adesso siamo in chiusura, grazie per questo augurio, ovviamente io mi inserisco e auguro a tutti quanti ovviamente un buon 1° maggio. Grazie quindi per averci raccontato questi ulteriori dettagli, spero che anche questa volta questa trasmissione abbia potuto offrire degli spunti importanti, anche delle nozioni importanti a chi ci guarda a casa, quindi grazie a Fabiola Cozzi e grazie a Natalino Giacomini. Grazie a voi. Per essere stati con noi, grazie alla regia di Emanuele Sergi e ovviamente l'appuntamento alla prossima puntata.